Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Continuiamo a parlare della nostra salute. Adesso ci prendiamo cura del nostro apparato gastrointestinale. Questa sera vedremo quali sono le patologie più diffuse, ma anche quelle che sono veramente da scoprire, ma soprattutto parleremo di cura e di prevenzione. Lo faremo insieme al dottor Marco Soncini, consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti e Difficilissimo Ospedalieri e gastroenterologo dell'unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Allora, io vorrei iniziare subito con lei a capire che cos'è AIGO, questa associazione che ho appena nominato. Bene, l'AIGO è un'associazione italiana dei gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri presente nell'ambito sanitario nazionale da oltre 40 anni. Conta oltre 1800 iscritti presenti su tutto il territorio nazionale e ha sezioni regionali su tutte le regioni. AIGO fondamentalmente ha uno scopo principale che è quello di diffondere la disciplina e soprattutto di implementare le conoscenze sulle patologie dell'apparato gastroenterico, sulle procedure, diffonderle presso le istituzioni e presso la cittadinanza, ma anche presso i propri associati. Abbiamo pubblicato di recente un libro bianco della gastroenterologia italiana e abbiamo anche iniziative rivolte ai nostri associati con corsi di perfezionamento, con congressi, ma soprattutto con eventi, stage in Italia e all'estero di perfezionamento, e questo soprattutto dedicato ai giovani, e secondo me è una grande risorsa per il nostro Paese e per il futuro della sanità italiana. Sì, assolutamente fondamentale lavorare, impegnarsi per implementare le capacità dei nostri professionisti, perché insomma abbiamo tanti valori, tanta ricerca vicino che ci può aiutare per stare meglio. Allora stasera scopriamo al meglio la figura di questi professionisti della nostra salute e cerchiamo di capire bene il gastroenterologo cosa può fare per noi, quando ci aiuta e quando bisogna ricorrere a questa figura. Senz'altro. Il gastroenterologo fondamentalmente si occupa di tutte quelle che sono le patologie dell'apparato gastroenterico. Siamo fondamentalmente non professionisti di patologie di nicchia, ma siamo professionisti che si rivolgono a una larga parte della popolazione. Pensi soltanto che la gastroenterologia e nell'ambito dell'apparato gastroenterico abbiamo la maggior parte dei ricoveri ospedalieri. Oltre 1 milione di italiani si rivolgono all'ospedale per le patologie dell'apparato gastroenterico. E questo dice come in realtà sia diffusa la patologia in questo ambito. Le cito soltanto alcuni esempi. Oltre 60.000 italiani hanno nel corso di un anno episodi di sanguinamento digestivo, del tratto digestivo superiore, intermedio e inferiore, e in più molti italiani, ancora una volta oltre 50.000, sono i pazienti che afferiscono agli ospedali per la cirrosi epatica nelle sue diverse eziologie, quindi alcolica, post-epatitica, ma ancora le pancreatiti, le malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono sicuramente meno frequenti rispetto a quelle che ho citato, ma di grande impatto dal punto di vista socio-assistenziale. Quindi, come vede, in realtà abbiamo un numero importante di patologie che necessitano di ricovero ospedaliero, un numero altrettanto importante di patologie che afferiscono presso gli ambulatori. Certo, assolutamente, perché tante volte si pensa che quello che riguarda il nostro apparato gastroenterico possa riguardare qualche problematica seria come il cancro, il tumore, ma non è solo così, ci sono veramente molte patologie, quindi molti anche sistemi diagnostici. Stasera andremo a vederli. Allora, prima però di addentrarci in questo parliamo proprio di prevenzione. Allora, esistono diversi momenti per iniziare a prevenire, prendersi cura del nostro intestino, diciamo. Assolutamente, anche qui il gastroenterologo gioca un ruolo importante nel panorama sanitario. Vorrei ricordare la prevenzione primaria, quindi l'attenzione che il gastroenterologo ripone nei confronti di una dieta adeguata, salutare, e ancora fondamentalmente alle necessari atteggiamenti salutistici che devono essere conservati in una buona condizione fisica. Quindi un adeguato apporto in scorie, frutta, verdura, ridurre l'assunzione di carne rossa. Questo facilita sicuramente
una dieta che porta a una prevenzione primaria di quelle che sono patologie estremamente frequenti. Ricordo ad esempio la diverticolosi del colon, ricordo ad esempio il peggioramento se non si fanno attentamente delle valutazioni in ambito dietologico in quelli che sono ad esempio i cancri. E qui entra in gioco la prevenzione secondaria, dove fondamentalmente nell'ambito del cancro del colon il gastroenterologo gioca un ruolo principale sia e non solo nell'eseguire le procedure di endoscopia inferiore, quindi della colonoscopia, che è una metodica cardine in questo ambito. Ma vorrei fare un passo indietro ricordando che il gastroenterologo gioca un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica, nel sensibilizzare il cittadino e anche i medici di medicina generale al fine di accogliere quelli che sono gli inviti che vengono fatti negli screening del cancro del colon di adesione, vale a dire nello screening del cancro del colon noi andiamo a formalizzare questi inviti nella fascia di popolazione tra i 50 e i 69 anni e raggiunta questa popolazione la persona ha il dovere e l'obbligo, direi, visto l'impegno e le risorse che vengono impegnate in questo importante screening, di andare a ritirare il campioncino per la raccolta delle feci e quindi fondamentalmente in caso di positività sarà richiamato nuovamente ad eseguire la colonoscopia. Ricordo che la positività a questo test non è indicativa di cancro, ma pone la necessità di effettuare una colonoscopia. Certo, controlli periodici, insomma, per mantenere sotto controllo la nostra salute. Allora noi stiamo parlando di esami, di accertamenti, che però sono quelli che di solito spaventano quando si parla di gastroenterologia, perché possono essere fastidiosi, invasivi, invalidanti per qualche ora. Allora mi chiedevo, visto che la ricerca in campo medico fa veramente passi da gigante in continuazione, in continua evoluzione, anche dal punto di vista diagnostico si è fatto un passo avanti? C'è qualche modalità, qualche metodo nuovo che possa essere anche più vicino, più facile per i pazienti? Assolutamente, per quanto riguarda fondamentalmente le metodiche in uso al gastroenterologo nella sua pratica quotidiana, noi riconosciamo ovviamente metodiche di un certo impegno, di una certa invasività come l'endoscopia digestiva e ad esempio nella foto che si vedeva poc'anzi si metteva in risalto il fatto che la colonoscopia fosse in grado di ridurre e di asportare fondamentalmente il polipo presente nel colon e quindi fondamentalmente è in questo grado di riazzerare il rischio di cancro. È importante avere delle metodiche che fanno questo, che impediscono fondamentalmente di effettuare interventi chirurgici, quindi noi fondamentalmente con le nostre metodiche endoscopiche operative andiamo in sostanza a sostituirci all'intervento chirurgico stesso. La interrompo per chiedere alla regia di mandarci un video molto interessante, è il video di una videocapsula, così finché lo vediamo lei ci spiega di cosa si tratta. La videoendoscopia capsulare è una delle metodiche, come vediamo, in grado di esplorare un tratto dell'intestino, il piccolo intestino, che è molto lungo perché praticamente presenta una lunghezza di oltre 6 metri e che era in passato difficilmente raggiungibile dalle metodiche tradizionali. Qui vediamo il percorrere della videocapsula all'interno del piccolo intestino, videocapsula che andrà ad esplorare pressoché completamente il piccolo intestino nel 90% dei casi ed è in grado quindi di raccogliere informazioni molto utili, vale a dire sanguinamenti, vale a dire ulcere che possono presentarsi anche in questo distretto fino al 2001 poco esplorabile direttamente e con questa metodica oggi abbiamo una grande opportunità. Benissimo, allora io direi di vedere altre immagini girate proprio attraverso questo sistema di videocapsula per spiegare un'altra patologia che è attualmente veramente molto diffusa anche perché da poco se ne è iniziato a parlare. Parliamo di celiachia, vediamo cosa succede all'interno di noi quando siamo colpiti da questo malessere e vediamo tutte le immagini della videocapsula. Ecco, qui vediamo proprio un filmato. La videocapsula in realtà ha come indicazione cardine quella del sanguinamento digestivo oscuro, cioè quello che non si osserva con gli esami endoscopici tradizionali superiori e inferiori. Ma la celiachia, ad esempio, che è una patologia estremamente diffusa, 1 su 100 nati può praticamente essere portatore di questa patologia, un'enteropatia che fondamentalmente è immunomediata e che
è praticamente la caratteristica di un'intolleranza per alcuni cereali. Ecco, accanto a questa forma di intolleranza ben definita, con esami sierologici e con esami istologici, con la gastroscopia per l'appunto, noi possiamo avere però tutto un satellite di patologie che sono le forme allergiche a questi cereali, ed anche questa gluten sensitivity, che è una forma ancora poco nota, e AIGO si sta dedicando e si dedicherà con uno studio nazionale rivolto a questa patologia non ancora definita. Ultimissimi secondi, lei ha parlato di un sanguinamento, vorrei fare vedere qualche immagine giusto per gli ultimi 10 secondi per concludere. Ecco, così Sì, se queste riesce un sono po' a ancora le spiegare. immagini della videocapsula, che fondamentalmente mette in risalto, come vedremo, alcune caratteristiche tipo malformazioni vascolari che compaiono proprio, che possono, ecco, lì abbiamo visto, possono essere responsabili di un sanguinamento, e qui siamo in profondità, siamo a 3-4 metri rispetto alla rima labiale, quindi obiettivamente molto in profondità e non raggiungibile con altre metodiche. Benissimo, allora io la ringrazio davvero infinitamente, dottor Soncini, per averci iniziato a far capire che cosa succede nel nostro apparato gastrointestinale, per averci fatto capire che è veramente fondamentale parlare di prevenzione e di controlli periodici per capire realmente come siamo prima di dover poi arrivare a curarci seriamente, perché siamo andati oltre. Allora grazie infinite, la rinviterò più avanti, magari dopo le feste, per continuare a parlare, perché ci sono veramente tante patologie da conoscere per poter combattere. Grazie infinite, grazie anche a voi. Adesso un po' di pubblicità, però restate con noi perché poi parleremo di problematiche maschili. State qui.